La sede delle sue dimissioni sarà giudiziaria, un minuto prima del verdetto del giudice per le udienze preliminari, e ciò sia che si sentenzierà sul rinvio a giudizio o sul giudizio abbreviato. Il merito della rinuncia di Raffaele Lombardo non sarà però giudiziario ma politico. E lo stesso Presidente lo ribadisce nel suo blog. È una scelta tutta politica che non è legata all'inchiesta giudiziaria, su cui renderò conto nel modo più obiettivo possibile giovedì prossimo 26 aprile alle ore 10 all'Assemblea regionale. Se per le nazionali si vota in primavera, allora le regionali in autunno, 6 mesi prima. E Lombardo intende non buttare la spugna sul ring, anzi conferma e rilancia, sono parole sue, l'esperienza autonomista da non bruciare sull'altare delle logiche nazionali che uccidono la Sicilia, a difesa dello statuto e dei siciliani. Tanto rumore per nulla? Sì, secondo il segretario regionale dell'UDC, Giampiero D'Alia è più che scettico. Ma quale voto anticipato? Quali alleanze per le regionali? Non ha senso. Tanto Lombardo non si dimette, non ne ha alcuna convenienza politica, salvo che abbia deciso di chiudere con la politica. Le dimissioni sarebbero un atto che gli renderebbe onore, ma politicamente sarebbero anche un suicidio. Il Popolo della Libertà e il Partito Democratico lavorano per un patto con il partito di Casini in Sicilia, ma lui, D'Alia, evita di affrontare il problema, semplicemente perché non lo ritiene sussistente, e risponde: 2 punti. Adesso occupiamoci delle amministrative. Lombardo secondo me proseguirà fino alla fine della legislatura. Se poi si dimetterà prima, allora valuteremo. Poi il capo dell'UDC siciliana detta le condizioni. Abbiamo votato contro il bilancio della regione perché bisogna voltare radicalmente pagina. Siamo in grave recessione e sono necessari comportamenti diversi. Siamo pronti a collaborare con chiunque voglia un risanamento reale del bilancio, e così si potrebbe pensare anche in Sicilia a una grande coalizione come quella che a Roma sostiene Monti.